Vediamo come installare Kers e DRS su RFT 2011. Allora, per prima cosa andate sul nostro sito, reparto corse, eccolo qua. Ok, arrivate qui, selezionate la mod F1 qui. Andiamo su mod F1 League 2012 e scarichiamo High Voltage da qui. Clicchiamo sulla freccetta, seguiamo le istruzioni. Una volta scaricato, installiamolo nella cartella Rfactor, mi raccomando, perché tutti questi file vanno sempre tutti scaricati nella cartella Rfactor. Chiudiamo. Adesso avviamo il programma di gestione del volante. Io ho il G27, l'ho installato già dal CD che esce dallo scatolo, dalla confezione, e lo lancio. E qui c'ho tutta la configurazione da fare adesso. Innanzitutto andiamo a creare un nuovo profilo, va bene? Crea nuovo profilo di gioco, qui gli diamo un nome, io lo chiamo Rfactor. Poi dobbiamo dare l'eseguibile, facciamo su sfoglia. Se avete sul desktop l'eseguibile, scendete in basso, eccolo qua, Rfactor, clicchiamo due volte, gli diamo un'icona e siamo a posto, creato un nuovo profilo, esce qua. Adesso configuriamo i tasti per il DRS e per il Kers. Qui dobbiamo fare una cosa abbastanza facile. Questo qua al tasto 7 assegniamo il DRS, quindi clicchiamo sul pulsante 7, facciamo selezione pressione tasto, nuova pressione tasto. Andiamo qui su registrazione e clicchiamo la lettera H, stop. Ok, è fatto. Adesso compare il pulsante H. Numero 8 che è il Kers. Premiamo qui, selezione pressione tasto, nuova pressione tasto, registrazione e diamo la lettera J. Eccola qua. Stop, ok. E qui ci siamo. Abbiamo configurato il tasto, uno sarà assegnato a Kers e un altro a DRS. Adesso andiamo alla seconda parte della guida.